Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Agrigento è ufficialmente capitale della cultura 2025. L'emozionante e intensa cerimonia d'apertura al Teatro Pirandello, trasmessa in diretta su Telecolor, con la chiusura affidata alle parole del Capo dello Stato. La cultura è frutto di incontro, è vita. Mattarella ad Agrigento ricorda anche Lampedusa come avanguardia della solidarietà. Il governatore Schifani, una scommessa che non perderemo. Passata la tempesta, in Sicilia si fa la conta dei danni del maltempo. A Catania il sole va e viene, ma continuano gli interventi dei vigili del fuoco. Nelle aree più colpite da pioggia, raffiche di vento e, come vedete, mareggiate. A Caltanissetta i vigili del fuoco hanno scavato fino a tarda notte sotto le macerie della palazzina crollata. Doveva essere demolita. Per fortuna nessun ferito. Catania, nel pomeriggio i funerali di Giuseppe Castiglione, il giovane ucciso dall'ex compagno della fidanzata. Un video diffuso dalla procura inchioda l'assassino. Musica, il trio Il Volo tornerà in Sicilia, a Messina, domenica 26, ultimo concerto italiano del loro tour mondiale, che avrà gli Stati Uniti come prossima tappa. Calcio, in Serie B, il Palermo tenta la seconda vittoria consecutiva. Domani al Barbera arriva la Juve Stabia. Serie C, oggi il Trapani in campo contro il Taranto al Provinciale. Il Catania a caccia dei primi punti del 2025. Domani in trasferta contro il Picerno. Bentrovati, si è conclusa da poco al Teatro Pirandello la cerimonia ufficiale di Agrigento, capitale della cultura 2025, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, del Ministro Gueli, del Governatore Schifani e di altre autorità istituzionali. In diretta linea la nostra inviata Lorena Dolci. A te Lorena. Grazie Michele, da oggi possiamo dire che Agrigento è ufficialmente capitale della cultura. Tanti mesi e tante polemiche sono passate da quel 31 marzo in cui la scelta del comitato è caduta su quella che è stata definita la più bella città dei mortali. Oggi però la voglia di lasciarsi queste polemiche alle spalle ed imprimere il suo sigillo a questo magnifico inizio è venuto, come dicevi tu, appunto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che è stato accolto qui al Teatro Pirandello. Noi ci troviamo nella corte del Palazzo Comunale ed è stato accolto da una valanga di applausi. Importante, denso di spunti e di riflessioni il suo intervento nel corso della cerimonia di inaugurazione. In questo momento sta uscendo il sindaco che viene un po' contestato da qualche cittadino. Dicevamo spunti di riflessioni importanti, ha parlato di cultura dell'accoglienza, di sostenibilità, di futuro, di incontro e di appunto dialogo. Ascoltiamo un suo passaggio. Salute e auguri che si estendono a quanti sul territorio saranno impegnati negli eventi in programma, a tutti i comuni della provincia di Agrigento, tra di essi ai lampedusani, concittadini che le ferite del nostro tempo hanno reso avanguardia della civiltà europea. Vedete, a fornire pregio particolare all'Italia sono proprio le sue preziose diversità. Sono le 100 capitali che hanno agito nell'arco di secoli come luoghi capaci di esprimere comunità. Una grande ricchezza per il nostro percorso nazionale, eredità ricevuta dai nostri padri, è tesoro da investire per il domani dei nostri figli.
Chiaro il riferimento alla molteplicità, alla pluralità, in una parola potremmo dire alla diversità della nostra cultura, che poi è la nostra ricchezza, e poi il riferimento a quello che è il motto della manifestazione: io, l'altro e la natura. Si è soffermato il Presidente Mattarella sulla cultura della sostenibilità, ha parlato di ascoltare il lamento della terra e dell'urgenza di un nuovo sviluppo ambientale e sociale. Agrigento dunque non solo palcoscenico, lo sarà per i prossimi 12 mesi, ma anche motore di cultura, una periferia capace però di parlare al resto d'Italia e all'Europa. Prima di lui il saluto del Ministro della Cultura Giuli e poi l'intervento di Schifani, che con poche parole ha voluto mettere la parola fine alle polemiche, alle presunte spaccature all'interno di questa macchina organizzativa e insomma ha detto: questa scommessa non si può perdere. Ascoltiamolo. È una grande scommessa e non possiamo perderla e non la perderemo. Di assoluto rilievo è il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni. Puntiamo molto su di loro. In una terra che troppe energie perde ancora a causa della immigrazione, affinché la cultura possa rappresentare un caposaldo della crescita personale e dell'intera comunità, della nostra comunità. Il titolo di capitale tenere della cultura offrirà a questa città e all'intera Sicilia, ribadisco all'intera Sicilia, l'opportunità di rinsaldare e far conoscere le proprie radici, mostrandole agli italiani e agli stranieri che, siamo certi, numerosi verranno a visitarla e noi saremo pronti ad accoglierli col dovuto rispetto, con la massima accoglienza, con la massima professionalità. Adesso dunque tocca ad Agrigento cogliere questa opportunità con i 120 eventi programmati tra concerti, mostre, performance, installazioni, tutti legati ai 4 elementi: acqua, aria, terra e fuoco, inclusi nel logo di Agrigento capitale della cultura, elementi che per Empedocle spiegavano il tutto. L'auspicio del sindaco Miciche è che qualcosa, più di qualcosa, di questo anno resti anche al territorio. A voi la linea. Grazie alla nostra inviata ad Agrigento in diretta, Lorena Dolci. Intanto ad Acireale confronto fra istituzioni e produttori a sostegno dell'agricoltura siciliana. Illustrati gli interventi effettuati e quelli in corso a sostegno del comparto. Desire Ferlito. Un'importante occasione di confronto tra istituzioni, produttori e organizzazioni di categoria per definire strategie efficaci a sostegno dell'agrumicoltura siciliana, un settore fondamentale per l'economia dell'isola. L'incontro, tenutosi oggi presso il CREA di Acireale, promosso dall'assessore regionale all'agricoltura Barbagallo, ha illustrato gli interventi effettuati e in corso a sostegno del comparto. C'è stata una carenza rilevante negli ultimi 20 anni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria di queste opere e l'assessorato all'agricoltura attraverso i consorzi di bonifica realizzeranno importanti interventi con il sostegno appunto del governatore Schifani per mettere in funzione a regime opere che i nostri antenati hanno realizzato con grande lungimiranza e che oggi hanno determinato un sistema idrico regionale di grande valenza. Migliorare l'approvvigionamento idrico nel settore dell'agrumicoltura dopo 2 anni di grave siccità. Illustrati nel corso dell'incontro gli interventi infrastrutturali in corso di realizzazione sia a livello di distribuzione collettiva che aziendale. Vorremmo noi avere un intervento programmatico importante, non degli interventi spot come ci sono stati negli anni passati. Maltempo, passata la tempesta, nell'isola si fa la conta dei danni. A Catania il sole va e viene, ma continuano gli interventi dei vigili del fuoco nelle aree più colpite da pioggia, raffiche di vento e, vedrete, mareggiate. Emanuela Corsi. E la quiete dopo la tempesta. Il ciclone di origine africana che ieri ha colpito duramente la Sicilia con pioggia, mareggiate e forti raffiche di vento sembra un lontano ricordo. Qui siamo sul lungomare di Catania dove oggi splende il sole e sono tanti i cittadini che si sono riversati qui per guardare, ammirare il mare però ancora agitato e in tempesta. Nel capoluogo etneo colpito da una violenta mareggiata oggi si fa la conta dei danni. Nel borgo marinaro di San Giovanni Licuti il mare ha fatto crollare una parte del molo.
Questo ristoratore invece ci mostra come il legname e il ferro degli stabilimenti balneari sia stato trasportato pericolosamente dalla furia delle onde. E stamattina l'abbiamo tutto ripulito noi perché non si poteva neanche transitare dalla strada, ed è tutto il legname e il ferro che viene dai lidi, proprio là di fronte. Quindi tutti gli anni, se non viene ripulito, avremo sempre questi problemi. Alberi e pali dell'illuminazione divelti, allagamenti, crolli, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco che hanno raddoppiato i turni di lavoro per fronteggiare le numerose emergenze non solo a Catania, ma in tutta la provincia. A Mister Bianco un automobilista è stato soccorso con un canotto perché è bloccato nell'abitacolo a causa della strada allagata. A Randazzo 16 persone, compresi 3 bambini, sono state evacuate a scopo precauzionale a causa dell'ingrossamento del torrente Annunziata. Sono stati 700 gli interventi effettuati in tutto il territorio regionale. Squadre sono ancora al lavoro nelle province di Catania, Enna, Agrigento, Ragusa e Messina. Alle Eolie già si stimano danni per diversi milioni di euro. Le strutture portuali e la frazione di Canneto sono state le zone più colpite. Un bilancio che poteva essere ancora più grave se non ci fosse il sistema di allerta, dicono alcuni cittadini. E queste allerte rosse funzionano? Sì, e sono anche importanti perché diversamente magari uno prende un po' alla leggera. Ecco, magari il cittadino comune che non sa come funzionano queste cose magari va in giro, per cui è molto importante. Ma anche per chi lavora dovrebbe esserci comunque, perché è un pericolo girare tutto il maltempo che c'è. Sicuramente qualche avviso bisogna darlo alla popolazione. Proprio a causa del maltempo che oggi, come abbiamo visto, concede una leggera tregua, a Caltanissetta ieri si è sfiorata la tragedia. Un edificio già considerato pericolante da demolire è crollato e fino a tarda notte le unità cinofile dei Vigili del Fuoco hanno scavato sotto le macerie per scongiurare il peggio. Per fortuna nessun ferito. Rita Cinardi. A Caltanissetta il maltempo sta concedendo un po' di tregua dopo le forti raffiche di vento e la pioggia battente di ieri. 80 in tutto gli interventi dei Vigili del Fuoco per cadute di alberi, calcinacce e coperture di tetti. Poi in serata si è sfiorata anche la tragedia con il crollo di un edificio di 4 piani in via Cappuccini. Che quell'immobile fatiscente e disabitato potesse crollare era prevedibile, tanto che da qualche anno era stata emessa un'ordinanza di demolizione. Ordinanza al quale il privato non aveva provveduto e dunque in sostituzione avrebbe dovuto farlo il comune di Caltanissetta. Per il 30 gennaio era stata predisposta la gara d'appalto per individuare l'impresa che doveva fare i lavori di demolizione, ma ieri ci ha pensato il maltempo e dopo una giornata di forte vento e pioggia l'immobile è letteralmente imploso, frantumandosi in 1000 pezzi. Sotto soltanto un'automobile, per fortuna nessuno all'interno. Il crollo è avvenuto intorno alle 19:30 quando i residenti nelle vicinanze hanno udito un forte boato, poi la polvere che si è alzata copiosa fino a rendere impossibile la visuale e infine il panico. Subito sono stati allertati i Vigili del Fuoco che a loro volta hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi con forze dell'ordine 118, tutti pronti per qualsiasi evenienza, anche la più tragica. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e per escludere il peggio ieri sera sono arrivate anche le unità cinofile dei Vigili del Fuoco che hanno effettuato la bonifica fino a notte. Una famiglia che abitava in un edificio nelle vicinanze ha dovuto lasciare l'abitazione per i danni subiti dopo il crollo. Ieri sera, fino a tarda notte, i volontari della Croce Rossa hanno fornito il loro supporto a sostegno di soccorritori e residenti. A Catania, nel primo pomeriggio dei funerali di Giuseppe Castiglione, il giovane ucciso dall'ex compagno della fidanzata. Un video diffuso dalla procura inchioda l'assassino. Eva Spampinato. Nel giorno in cui si dà l'ultimo saluto a Giuseppe Castiglione, il ragazzo ucciso dall'ex compagno della sua fidanzata, qui in piazza Palestro a Catania, la procura etnea diffonde il video che vede i suoi ultimi istanti di vita, quelli in cui l'incontro chiarificatore con calogero Michael Romano si è trasformato in un agguato, in pieno giorno alle 15 dello scorso 9 gennaio davanti agli occhi di altre persone nella piazza del loro quartiere, il Fortino. In queste immagini diffuse dalla procura di Catania si vedono delle persone arrivare in piazza, raggrupparsi, parlare. Poi si vede l'assassino armeggiare di nascosto con una pistola. Prova a caricarla, non ci riesce, si siede sulla panchina per renderla pronta al fuoco. Poi si alza e va verso la vittima, ma qui il video si interrompe. La procura ha volutamente tagliato la registrazione delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona. Sul posto gli investigatori troveranno poi 6 bossoli calibro 6,35 e una cartuccia inesplosa. Sono state proprio queste immagini a permettere alla squadra mobile
responsabile della questura di Catania di risalire al 20enne che ha sparato e che, dopo la fuga, si è costituito e ha ricondotto il movente a contrasti di natura sentimentale. La vittima era il nuovo compagno della sua ex, con la quale aveva anche un figlio. Romano è stato arrestato per omicidio volontario aggravato. Oggi alle 15 i funerali di Peppe Castiglione, preceduti da fiumi di video, foto e commenti sui social. Il caos della sanità siciliana al centro della nuova puntata del Punto. L'approfondimento di Luca Ciliberti in onda in diretta oggi alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Dalle aggressioni nei reparti degli ospedali pubblici siciliani, diventati ormai zona franca, dove i cittadini sfogano indisturbati la loro rabbia, alla rivolta dei laboratori d'analisi contro il nuovo tariffario regionale. Al Punto si parlerà per la prima volta in esclusiva il pediatra aggredito nel suo reparto al Policlinico di Catania, e non mancherà infine una finestra su Agrigento per l'inaugurazione dell'anno di Capitale della Cultura 2025. Un uomo di 36 anni, originario della provincia di Enna con numerosi precedenti penali, alla guida della sua auto in preda ai fumi dell'alcol, a notte fonda ha invertito il senso di marcia e ha percorso, come vedete, una ventina di chilometri contromano sulla A18 vicino allo svincolo di Acireale. L'intervento delle pattuglie della polizia stradale e di una squadra di viabilità del CAS ha evitato gravi conseguenze naturalmente. Il conducente del mezzo è stato fermato e denunciato. Nonostante i controlli e gli appelli, le strade delle nostre città sono sempre piene di rifiuti abbandonati in molte località. Ecco, tantissime le segnalazioni alla nostra linea WhatsApp. Adesso, per esempio, andiamo a vedere come stanno le cose nella zona sud di Siracusa con Francesco Aloi. Statale, provinciale o comunale, la musica è sempre la stessa. Le strade della Sicilia sporcate dai soliti incivili. Fioccano le segnalazioni alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. Qui siamo nella zona sud di Siracusa. Stiamo percorrendo Traversa Sant'Annera vicino al Viale Pantanelli e a Vie Lorina. È una strada molto amata dagli sporcaccioni. Vengono qui per scaricare di tutto. Ci sono copertoni, palloni da calcio, ma soprattutto scarti edili. Unica assente la telecamera di videosorveglianza, che però dovrebbe essere posizionata in un palo. La polizia municipale a volte è venuta, per quando mi ricordo, comunque fanno pulire, ma poi siamo di nuovo punti da capo. Nel giro di un mesetto già è di nuovo così. Scenario simile anche a pochi chilometri di distanza. Qui siamo vicino al vecchio autodromo nel totale abbandono. Oltre ai soliti rifiuti, come potete vedere, ci sono i resti di un computer. E sulla provinciale 14, vicino al centro commerciale, c'è un'altra microdiscarica che lievita di giorno in giorno. Ma non è finita qui. La sera in questa strada tutt'altro che secondaria, i lampioni sono spenti. Sì, spenti. Proprio come la civiltà di alcuni siracusani. Musica, il trio Il Volo tornerà in Sicilia, a Messina, domenica 26, ultima tappa italiana del tour che poi vedrà i 3 protagonisti in tutto il mondo, a cominciare dagli Stati Uniti, tutti per uno ad Astra Live nei Palasport. Questo è il titolo del concerto. Orazio Longo. Il Volo torna live in Sicilia il 26 gennaio a Messina al Pala Rescifina. Tutti per uno ad Astra Live nei Palasport è il titolo del tour, partito con un sold out da Milano e che vede i 3 cantanti Piero Barone, Ignazio Boschetta e Gianluca Ginoble intenti ad esibirsi sul palco accompagnati da un'orchestra di 30 elementi diretta dal maestro Edmondo Savio. Lo show prevede uno spettacolo tutto nuovo dalla produzione alla scaletta, come spiegano gli stessi 3 protagonisti. Cosa possiamo svelarvi di questo tour nei Palasport? Beh, ovviamente vi invitiamo a venirci a trovare, a vederlo dal vivo, perché sarà un'emozione particolare, anche perché abbiamo giocato molto sulla produzione quest'anno, non solo basandoci sulla forza delle canzoni del nostro repertorio, ma anche cercare di lasciare un'esperienza visiva a chi viene ai nostri concerti. A fare da sfondo 5 grandi schermi con immagini arricchite da laser e giochi di luce. Le canzoni del nostro nuovo album, il primo album di inediti della nostra carriera ad Astra, tutto iniziato con Capolavoro, fino ad arrivare ai grandi classici come Il Mondo, Grande Amore,
tante altre canzoni. Sarà una grande festa, vi aspettiamo. Mancano i brani del primo disco ad Astra, tra cui il brano presentato a Sanremo Capolavoro e l'ultimo singolo Tra le onde. Quella di Messina sarà l'ultima tappa italiana prima di ripartire per il tour mondiale. Canteremo nelle città più importanti in Italia, quindi non mancate, da Milano, Torino, Bologna, Roma e tante altre città. A presto! Complimenti al volo a Messina domenica 26. Adesso è il momento della nostra pausa. Per il calcio il Palermo domani tenta la seconda vittoria consecutiva al Barbera contro la Juve Stabia e poi il Catania verso la partita di domani in casa del Picerno. State con noi, vi aspettiamo. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera ospiterà la Juve Stabia, rosanero a caccia della seconda vittoria consecutiva. Marco Gullà. Sul mercato è tutto fermo, il Palermo non ha ancora perfezionato nessun acquisto e anche in uscita tutto è rimasto tale. E allora la priorità al momento è il campionato. Domani al Barbera arriva la Juve Stabia, i rosanero dopo la vittoria sul Modena vogliono continuare a percorrere la strada tracciata. In questo campionato non sono mai arrivate 2 vittorie consecutive e allora la sfida di domani diviene cruciale per capire se il Palermo ha davvero cambiato identità. Ho visto una squadra giusta, sono positivo sì. Delle volte lo sono stato e poi le cose non sono andate bene, però siamo sulla strada giusta, poi lo so, come sempre io parlo e poi se la conseguenza sono dei fatti conseguenziali delle parole venga ascoltato, altrimenti sembra che possa solo racconto delle cose che poi magari nella verità le vedo solo io. Dionisi dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Modena. Il tecnico ha pochi dubbi, si continua a lavorare sul nuovo sistema di gioco, il 3-5-2, che ha già fruttato 3 punti. Il cambio di modulo esclude al momento gli esterni offensivi, con Brunori e Leduaron titolari dell'attacco. La notizia della settimana è che il centrocampista Blen appare recuperato, dovrebbe essere tra i convocati per il match di domani. In dubbio c'è Di Francesco, Insigne e Di Mariano sono out, Henry va in panchina, ma per l'attacco il DS Osti sta accelerando per Gennaro Borrelli del Brescia. La trattativa è in fase avanzata e la fumata bianca dovrebbe arrivare ad inizio della prossima settimana. Catania domani è in campo a Picerno per provare a conquistare i primi punti dell'anno. Il neoacquisto di Ini pronto a dare il suo contributo in porta. Marco Carli. Invertire la rotta è l'obiettivo del Catania per la partita in casa del Picerno in un avvio di 2025 caratterizzato da 0 punti in 2 partite. 2 gare diverse che hanno raccontato la stagione del Catania, fatta anche di cose apprezzabili come i primi 70 minuti di Benevento, ma anche di cadute clamorose come quella con la Juventus Next Gen che ha portato anche a una frattura con la piazza. In pieno mercato con la questione esuberi, le cessioni da fare per arrivare agli acquisti voluti oppure la possibilità di chiedere un extra budget a Pelligra. Questo è il momento del Catania prima della partita di Picerno, dove Toscano avrà Dini, 1 anno e mezzo di contratto per lui dal Catanzaro, pronto per dare il suo contributo fra i pali, e non più Verna che è andato via, così come molti altri sono a un passo dalla cessione, come D'Andrea per esempio. E visto l'apporto avuto finora dalla panchina, ecco che Toscano avrà presso a poco gli stessi interpreti iniziali delle ultime 2 partite su cui poter contare, facendo affidamento sul solito inglese e sulla fantasia di Stoppa e Jimenez per provare appunto ad invertire la rotta e conquistare i primi punti dell'anno solare. Picerno-Catania sarà seguita da Telecolor, 3 ore live nel corso di diretta stadio, collegamenti dallo stadio Curcio, commenti, interazione con il pubblico da casa e a fine gara le interviste con i protagonisti. Partita dai tanti punti interrogativi oggi al Provinciale fra Trapani e Taranto. Granata con molti volti nuovi, Verna e Anatriello gli ultimi arrivati. Franco Camarasana. Partita dalle 1000 incognite oggi pomeriggio al Provinciale, di fronte a 2 squadre che negli ultimi giorni hanno subito degli stravolgimenti importanti e pertanto il loro rendimento sul terreno di gioco sfugge ad ogni attendibile previsione.
Da un lato il Taranto, ultimo in classifica, in piena crisi societaria, senza una guida vera che ne sappia disegnare il futuro, con i tanti giocatori fuggiti via e da martedì scorso un allenatore, tal Emilio Ferrari, che si scopre non avere la licenza UEFA A per allenare in Serie C. Per non perdere a tavolino la partita di oggi col Trapani, l'altro ieri pertanto è stato fatto arrivare a Taranto Pino Murgia, reduce da un'esperienza a Sochi in Russia, ma che il patentino ce l'ha. Sull'altro fronte il Trapani, che nel giro di una settimana il presidente Antonini e il direttore sportivo Pavone hanno rivoltato come un calzino, con gli arrivi di Toscano, Saber, Piovanello, Daca, Mulè, Ciuferri, Liotti, Berna e Anatriello, quest'ultimo ieri sera ad ora di cena. Chi di questi giocatori farà scendere oggi in campo Eziolino Capuano? Provate ad immaginarlo. Chi ci azzecca sarà come vincere un terno all'8. E noi intanto ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20. Grazie e buon pomeriggio.